Ogni anno a Bassano superano i 250 milioni, ma in questi anni l'amministrazione comunale ha dialogato pochissimo con Venezia. Una denuncia precisa che arriva da chi rappresenta il bassanese in regione. Quanti soldi arrivano dalla regione a Bassano del Grappa? All'anno, diciamo in maniera quasi continuativa, una cifra che supera i 250 milioni di euro. Però avremmo potuto fare molto di più, perché è mancato il dialogo, il collegamento, non ci sono stati i legami tra amministrazione comunale e regione, per cui tutto quello che l'abbiamo fatto, come dire, l'abbiamo fatto di nostra sponte. Dalla regione i finanziamenti a Bassano arrivano, ma ci sarebbe bisogno di un rapporto molto più stretto tra il comune e la regione. È quello che chiedono i rappresentanti del territorio a Venezia, l'assessore regionale Elena Donazzane e il consigliere Nicola Finco, e quello che denunciano è mancato finora. Abbiamo monitorato tutto il piano sociosanitario con la salvaguardia dell'ospedale di Bassano e dei suoi servizi d'eccellenza, abbiamo anche mantenuto la sede ARPAV, abbiamo continuato a finanziare importanti eventi in questo territorio. Tra poco arriva il Giro d'Italia a Bassano del Grappa. Come ci si sta organizzando qua in città? Bassano non sta cogliendo questa opportunità, ovviamente il comitato di tappa è stato abbandonato, diciamo, dal suo presidente. Comunque stiamo portando avanti una serie di iniziative perché Bassano merita di essere valorizzata. Dal Tempio Ossario alla caserma Montegrappa, secondo Donazzane e Finco, sono diverse le potenzialità della città che sono rimaste inespresse. Io non so se in questa amministrazione qualcuno avesse la vocazione del boscaiolo. Certo che tagliare tutti questi alberi, spendendo soldi pubblici e magari lasciando che il Ponte degli Alpini o il Tempio Ossario siano alle buone tasche dei cittadini di Bassano, che pure stanno facendo un grande sforzo, è sbagliato. Io credo sia sbagliato. Una priorità non era 400.000 euro per tagliare gli alberi, ma era 400.000 euro per il Ponte degli Alpini. Queste sono le scelte che un'amministrazione deve fare. E un altro problema di questi giorni è stato l'allagamento del Museo Civico